Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. L'aeroporto Fontanarossa torna operativo dopo la chiusura di 24 ore per la cenere dell'Etna. Alle 6 le prime partenze per Praga e Torino. Vigilia di Ferragosto da dimenticare per migliaia di passeggeri rimasti a terra o dirottati negli altri scali siciliani. Si sposta a Porto Empedocle l'emergenza dove continuano ad arrivare i migranti. La prefettura di Agrigento, per ovviare ai disagi, ha individuato come luogo di ristoro il palasport in disuso. Non si ferma intanto l'ondata di sbarchi a Lampedusa. Furto nella parrocchia di Cristo Re a Lentini, rubati generi alimentari della Caritas e attrezzature degli scout. Il danno per migliaia di euro. Riposto i falsi preti, l'intervento del vescovo di Acireale Raspanti che dopo la scomunica ai ministri di culto avverte i fedeli, chi li frequenta non è in comunione con la Chiesa. Giovanni Sollima incanta il Segesta, il violoncellista e compositore siciliano si è esibito nel tempio di Afrodite Urania. Calcio, giornata storica per il Palermo che è tornato ad allenarsi a Torretta, venerdì esordio in campionato a Bari. Il Catania si ferma e torna ad allenarsi mercoledì a Ragalna. Sul mercato invece prosegue la caccia a un attaccante. Buongiorno, benvenuti a questa edizione mattutina del nostro telegiornale. Buon Ferragosto. Finalmente si vola dopo 24 ore di attesa. È tornato operativo l'aeroporto di Fontanarossa, chiuso ieri per l'emergenza cenere lavica che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri. Poco dopo le 6 di questa mattina le prime partenze per Praga e Torino. Sentiamo Tonino De Mana. La notte in aeroporto con la speranza che le macchine spazzatrici potessero ripulire le piste ricoperte di cenere lavica e dopo 24 ore di trepidante attesa tra file e polemiche si riparte con uno sguardo al panorama ed un altro all'Etna che con la sua cenere ha dato un'altra mazzata all'aeroporto di Fontanarossa già piegato da un incendio che lo ha messo KO per 3 settimane. Poco dopo le 6 di questa mattina lo scalo è tornato operativo. Il primo aereo è partito alle 6:24 con qualche decina di minuti di ritardo diretto a Praga, poi un altro velivolo è decollato per Torino alle 7:20 e invece atterrato il primo aereo, un volo proveniente da Malta. Adesso si cercherà di tornare alla normalità con la speranza che non ci siano altri intoppi e che l'Etna non torni a sbuffare e ad emettere altra cenere vulcanica. La SAC, società di gestione dell'aeroporto, invita comunque i passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell'aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo www.aeroporto.catania.it. E ieri è stata una giornata di passione. Dalle 12 alle 20 erano previsti 57 voli in partenza e 68 in arrivo, ma migliaia di passeggeri, come detto, sono rimasti a terra. Fuori dall'aerostazione un caldo torrido ed una fila lunghissima davanti alla fermata dei taxi. Non sono mancate polemiche sulla pagina Facebook dell'aeroporto e lamentele da parte dei passeggeri. Italia Rimborsi spiega che è previsto il rimborso delle spese extra sostenute dal viaggiatore. Questo passeggero diretto a Ginevra ha rinunciato alla riprotezione del volo, chiederà un rimborso. È stato tutto annullato e per il momento non abbiamo più informazione. Dunque adesso meglio che me le vedo da me, acquisto un altro volo di un altro aeroporto di Sicilia per rientrare e poi vedremo per il rimborso. Tra le spese sostenute per cui chiedere rimborso anche quelle dei mezzi di trasporto come taxi, ma occorre conservare ricevute e scontrini. Alcuni hanno optato per un'auto in affitto con cui rientrare a casa. Per tanti la difficoltà del pernottamento e la notte in aeroporto non per partire ma per dormire. Cambiamo argomento, emergenza migranti a Porto Empedocle dove continuano ad arrivare persone da Lampedusa. La prefettura di Agrigento per ovviare ai disagi ha individuato come luogo di ristoro il palasport in disuso. Laura Spanò. A Porto Empedocle è emergenza migranti. Nell'area di transito creata per le pre-identificazioni al porto ci sono 1100 migranti. Per fronteggiare l'emergenza la prefettura già ieri ha individuato la soluzione a brevissimo termine dell'utilizzo del palasport. Era previsto l'intervento della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del comune e la rimozione degli ingombranti. A edificio ripulito potranno essere ospitati circa 600 persone, mentre 300 potranno restare nell'area del porto dove nei prossimi giorni verranno collocati
dislocati 3 tendoni. È finita per fortuna la protesta poi dei dipendenti del titolare di un locale della cittadina che aveva di fatto rallentato la sistemazione temporanea di diversi gruppi di persone, fra cui donne e bambini, persone che durante la notte sono rimasti, visto che le temperature si sono abbassate al ghiaccio, sotto i gazebi sistemati nella parte terminale del porto. Sono invece 1764 i migranti rimasti a Lampedusa, compresi gli ultimi 109 sbarcati fra la notte e l'alba. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Manino, torna a chiedere che l'isola funga da base di transito e che vi sia una nave umanitaria dedicata ai trasferimenti per fare la spola fra Lampedusa e Porto Empedocle, ma la nave dice tarda ad arrivare. Manino chiede certezze per quanto riguarda poi il costo di smaltimento dei rifiuti, per la questione dei barchini che rimangono abbandonati in alto mare o sulle coste che deturpano il territorio. Il governo e l'Europa, dice Manino, dovrebbero affrontare il problema dell'immigrazione non in maniera emergenziale ma strutturale. Un ragazzo egiziano è morto per esalazioni di benzina mentre era su un barcone carico di migranti che stava facendo rotta verso Lampedusa. Per le cattive condizioni del mare, durante la traversata alcuni migranti sono caduti in acqua. A bordo dell'imbarcazione in legno è scoppiato il panico e in tanti si sono mobilitati per cercare di recuperare i compagni di viaggio. Durante questi tentativi si è rovesciata una tanica di benzina e le esalazioni hanno ucciso il giovane che era sotto coperta. Un'altra notizia di cronaca: un bambino di 3 anni è morto annegato in una piscina all'interno di un'abitazione di via Passopomo a Santa Venerina nel Catanese. Il piccolo era in compagnia di un'altra bambina mentre la nonna materna era in cucina. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e di Carabinieri di Giarra e la Procura di Catania ha disposto l'autopsia. La nonna del bambino è indagata per omicidio colposo. La parrocchia Cristo Re di Lentini, siamo nel Siracusano, presa di mira dai ladri, rubati generi alimentari della Caritas, attrezzature degli scout, facendo un danno di migliaia di euro. Il gruppo Agesci 2 agli autori del furto dice: avete calpestato la vostra vita. Simona Mazzone, Francesco Aloi. I ladri non risparmiano nemmeno la chiesa e nei magazzini di Caritas e Scout fanno razzia di quello che trovano. È accaduto nella parrocchia Cristo Re a Lentini. A fare la scoperta i capi Scout Agesci. Era notte quando qualcuno si è introdotto nei locali portando via scorte di alimentari e attrezzature. Non è da escludere che chi ha commesso il furto possa conoscere il posto, perché dalla dinamica, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook degli Scout, è apparso subito chiaro che non era la prima volta che entrassero nei locali parrocchiali dove mensilmente la Caritas svolge il proprio servizio. Un gesto subito condannato dall'opinione pubblica che ha scosso sia la comunità che il parroco. Raggiunto telefonicamente, don Marco Scolla ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ammonterebbe a qualche migliaio di euro il danno causato, anche considerando l'effrazione. Se da un lato il danno materiale potrà essere riparato, dall'altro ciò che sarà difficile recuperare è la fiducia nella società e nei confronti della nostra città, scrivono ancora gli Scout. Ogni giorno la Caritas è al servizio per aiutare i più bisognosi, come sottolineano i volontari, con passione e devozione. Ma il furto non li ferma. Noi continueremo a costruirci cassapanche, continueremo a creare tavoli e incidere il cuoio. Faremo tutto quello che avreste voluto impedirci di fare rubando i nostri attrezzi. Una sola cosa: non potete calpestare i nostri sogni e quelli dei nostri ragazzi. Si chiude il post con un messaggio indirizzato a chi ha commesso il furto. Intanto i volontari vanno avanti mentre i carabinieri sono a caccia degli autori del furto, difficili da individuare al momento. Pare che sul posto non ci siano telecamere. Riposto i falsi preti. Abbiamo sentito il vescovo di Acireale, Raspanti, che dopo la scomunica di alcuni falsi religiosi mette in guardia anche i fedeli. Marco Carli. Da alcuni anni in realtà ci sono movimenti di diverse persone che fanno riferimento a diverse, chiese, perché si autodefiniscono così. E già in passato abbiamo fatto un documento simile in cui abbiamo cercato di mettere in guardia i fedeli. Dagli Stati Uniti, dove trascorre le vacanze in una parrocchia di Manhattan, a New York, Antonino Raspanti ammonisce ancora: attenzione ai falsi preti. Il vescovo di Acireale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, mette in guardia i fedeli. Nel territorio di Riposto, che fa parte proprio della diocesi di Acireale, erano stati segnalati diversi casi di celebrazione illecita dei sacramenti. Raspanti dunque ha deciso di intervenire con una nota in cui si parla di ministri di culto che dichiarano di appartenere ad una comunità ecclesiale che si attribuisce il nome cattolico,
cattolica, pur non avendo alcun vincolo di comunione con la Chiesa cattolica romana e con il Papa. Il comunicato è stato affisso nelle chiese della diocesi e letto durante la messa. Il fenomeno, inoltre, pare stia dilagando sui social con benedizioni a domicilio e celebrazioni pubbliche con foto e video postati su TikTok. La possibilità di irradiare potenzialmente infinita, di fatto comunque ha sempre dei limiti e tuttavia certamente travalica di molto i confini territoriali di una diocesi sostanzialmente piccola come quella di Acireale. C'è anche un ammonimento per chi decide di partecipare alle celebrazioni di queste comunità e ricevere i sacramenti. Mi incombe il dovere di mettere in guardia i fedeli battezzati attualmente in piena comunione, insomma pienamente cattolici romani, metterli in guardia che se frequentano, se vanno, se incontrano comunità e ministri di questo tipo, non sono assolutamente in comunione con noi. Una breve pausa e poi gli spettacoli. Giovanni Sollima incanta Segesta, il violoncellista e compositore siciliano noto in tutto il mondo, si è esibito ieri sera per Segesta Teatro Festival, per quinte le colonne del Tempio di Urania. Orazio Longo. Aggiungi un arco a un tempio antico e la magia è fatta. Violoncellista di fama internazionale e compositore italiano tra i più eseguiti al mondo, Giovanni Sollima è stato il protagonista della seconda edizione del Segesta Teatro Festival. Una rara reunion dell'ensemble elettroacustico fondato durante il periodo newyorkese tra la fine degli anni 90 e il 2000, il cui nome è stato suggerito al musicista dal compositore Philip Glass. Violoncello, trio d'archi, tastiere e percussioni per un programma che, a parte la presenza integrale di Spasimo, sintetizza il percorso compositivo del poliedrico musicista e compositore. Il Segesta Teatro Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta. Breve pausa e poi lo sport. Primo storico allenamento per il Palermo nel nuovo centro sportivo di Torretta. Rosanero che lavorano in vista della prima giornata di campionato venerdì sera a Bari. Marco Gullà. Per il Palermo oggi è un giorno storico. Ha infatti aperto il nuovo centro sportivo a Torretta e i rosanero, alla vigilia di Ferragosto, hanno svolto il primo allenamento. La struttura prende il nome di Palermo Football Club City Football Academy. La squadra ha sostenuto il primo storico allenamento nella nuova struttura, che è ancora in una fase provvisoria. I due campi in erba, la clubhouse per i pasti con la nuova cucina e una struttura temporanea completamente attrezzata con palestra e spogliatoi. Primo giorno di allenamento nella settimana che porterà alla sfida di Bari in campionato. In programma venerdì sera al San Nicola. Il ritorno al 4-3-3 è stato ben assorbito dalla squadra, che ha messo in campo le idee di gioco maturate in ritiro. Eugenio Corini da questo punto di vista può essere soddisfatto. I rosa seguono l'allenatore e credono nei suoi concetti. Mercato: sfumano Prati e Morutan. Il primo andrà al Cagliari di Ranieri, il secondo invece tornerà al Pisa, ma il DS Rinaudo sta comunque lavorando sul piano B, che dovrebbe essere Rivas della Regina. Sulla fascia sinistra l'idea adesso è quella di arrivare a Corrado della Ternana. Resta aperta anche la pista che porta a Di Chiara della Regina. I giocatori del Catania sfruttano alcuni giorni di riposo, ritorneranno ad allenarsi mercoledì a Ragalna. Sul mercato invece prosegue la corsa della dirigenza per acquistare l'attaccante che manca. Marco Carli. Ore di relax per i calciatori del Catania che, dopo l'allenamento congiunto con il Paternò terminato 0-0, hanno chiuso il ritiro di Zafferana. Tabiani fino ad ora ha diretto 32 sedute. Mercoledì pomeriggio al Carone di Ragalna la ripresa della preparazione, in attesa di avere disponibili il Massimino e il Cibalino e in vista della prima di campionato contro il Crotone proprio nello stadio di casa. Se la squadra si rilassa per queste festività, continua incessante il lavoro della dirigenza, con il DS Laneri in testa che sul mercato deve centrare gli ultimi colpi
minuti. Pur trattandosi di allenamento, dopo un lavoro di preparazione certamente pesante, lo 0-0 con il Paternò ha ribadito ulteriormente quello che è noto da tempo a tifosi e dirigenza. L'attaccante, con un numero importante di gol potenziali in campionato, è fondamentale. I nomi accostati sono tanti, dal potenziale ritorno di Fiamma per Caturano a Di Carmine fino a Galabinov, ma altri se ne potrebbero aggiungere. L'idea, come è noto, è un giocatore con qualità che possa essere utile anche in futuro per la cadetteria, ma per completare l'organico e renderlo in assoluto competitivo per i primi posti, oltre all'attaccante è necessario l'altro difensore centrale con Liotti, che potrebbe fare al caso, ma qualcosa ancora per dare alternative di valore, ruoli importanti a centrocampo ad esempio potrà arrivare. Insomma, il lavoro non manca di certo e il periodo che seguirà il Ferragosto diventerà decisivo e coinciderà anche con il lancio della campagna abbonamenti. Prima di chiudere, un'ultima notizia battuta dall'ANSA: era stato l'unico monte scampato agli incendi del 24 e del 25 luglio. La scorsa notte invece un rogo è scoppiato a Monte Pellegrino a Palermo. Dall'alba in azione gli elicotteri della Forestale e i Canadair, che con i loro lanci sono riusciti a domare il rogo che aveva raggiunto le vette più difficili da raggiungere. Bene, io mi fermo qui con questa edizione di Sicilia 24, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ancora un buon Ferragosto.